Siamo con l'assessore e vice sindaco di Chioggia Elena Zennaro in questo decennale della città delle donne, in questo periodo dedicato alla giornata contro la violenza sulla donna, per cui anche molto significativo. Come mai siamo qua? Cosa si svolge qua oggi all'Auditorium a Chioggia? Oggi è una giornata importante sia per la parità di genere, quindi per tutte le donne e tutti gli uomini che intendono appunto proseguire su queste direttive e cercare di trovare appunto la parità, ma anche per Chioggia, perché segniamo l'inizio del turismo congressuale. Oggi abbiamo persone qui presenti dalla Sicilia, una folta delegazione dalla Basilicata e tante persone dall'Abruzzo. È un motivo di orgoglio averli riuniti tutti qui, poter parlare insieme ad esperte, a delle leader, a delle attiviste e anche rappresentanti delle istituzioni. È in arrivo la Presidente della Bicamerale sul femminicidio e la violenza di genere, Martina Semenzato, che potrà aggiornarci anche sulle ultime novità direttamente dal Parlamento, dove appunto si erano preparate delle mozioni, ci sono state un po' di vicissitudini, quindi magari potremmo sentire direttamente da lei come sta procedendo appunto la nostra Italia, la nostra normativa su un tema così delicato, quello della violenza di genere. L'altro giorno è uscito in un vostro comunicato il numero delle persone che sono assistite dal centro antiviolenza. Sì. 25 persone, sì. Tante comunque in una realtà come la nostra. Tante in una realtà come la nostra, tante in generale, perché comunque non ci dovrebbero essere. È ovvio che è inutile che ce lo diciamo qua, non si potrà mai eliminare questo fenomeno, però dobbiamo decisamente lavorare per arginarlo sempre di più ed evitare soprattutto l'isolamento di queste persone, perché sappiamo che molto spesso le vittime hanno una duplice sofferenza, quella dell'abuso e quella appunto del sentirsi abbandonate dalle istituzioni e a volte anche dalle famiglie e dagli amici. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.